Galileo Innovators Festival è nato proprio con l'idea di qualificare la città di Padova come città dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. Padova è la città di Galileo, come recita il titolo di questa manifestazione, e Padova è la sede di una delle più importanti università, non solo italiane ma europee. Il Galileo Innovators Festival nasce proprio con l'obiettivo di avvicinare il mondo della ricerca al mondo dell'impresa. Che cosa differenzia questa seconda edizione rispetto alla precedente? Abbiamo potenziato molto di più un focus su quelle che sono le imprese innovative, quindi la Galleria dell'Innovazione è una novità assoluta di quest'anno, con 10 imprese che espongono i propri progetti e i propri prodotti e sono testimonianze di come da un'idea originale si possa poi arrivare ad un prodotto di successo da mettere nel mercato. Ecco, le imprese che sono qui, che espongono, sono tutte del Padovano, del Veneto? Sono quelle che noi chiamiamo le 10 imprese più innovative delle Venezie, quindi stiamo parlando di Nord-Est. Ci può fare qualche esempio? Stiamo parlando ad esempio di Irinox, che è tra l'altro il caso di una impresa gestita e guidata da un'imprenditrice, Katia De Rossa, che presenta Fresco, un elettrodomestico, il primo elettrodomestico che porta la temperatura dei cibi sia a temperature molto basse per conservarli che a temperature alte per cucinarli. E poi c'è il caso famoso, ormai famoso, della zappatrice automatica, che è un progetto padovano sviluppato da un ragazzo giovanissimo di soli 23 anni che però promette di rivoluzionare il mondo del lavoro agricolo, perché la zappatrice permette di estirpare le erbacce e le piante in eccesso in modo del tutto automatico, quindi senza ricorrere all'utilizzo né di diserbanti né di forza lavoro. E poi ci sono altri molti casi, dalla stufa smart che dialoga con l'utente attraverso un'app dello smartphone alla realtà aumentata che permette di scoprire dettagli inediti di opere d'arte, fino il Lago Community Table, che è questo concept sviluppato con Lago di Padova, con cui è allestita la sede, l'Agora dell'Innovazione, e un lungo tavolo dove fare rete, dove fare networking informale tra tutti i partecipanti della manifestazione.